Carissimi amici, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani nel mondo e naturalmente a tutti coloro che mi seguono con affetto e simpatia sui miei siti. Carissimi amici, è la fine del mondo. È la fine del mondo perché in questo video, se mi seguite sino alla fine, riuscirete a capire perché ho intitolato questo video così. Naturalmente non vi parlo dell'Apocalisse biblica, ma vi parlo di un mio pensiero su determinati argomenti. E allora, secondo me è la fine del mondo per quello che siamo costretti a vedere, a sentire ogni giorno, cose incredibili, assurde e soprattutto fuori ogni logica umana. Per esempio, parliamo un attimino dell'omosessualità, l'omofobia, dei gay, delle lesbiche. Ognuno è libero di vivere la propria identità sessuale come meglio crede e nella massima libertà. Ognuno è libero di amare e di innamorarsi chiunque, un uomo di un uomo, una donna di una donna. Su questo non c'è assolutamente nulla da ridire. Amare, l'amore è una libertà e quindi in modo assoluto sicuramente non a corpo, non a fisico e non a sembianze. Premesso questo, però ci sono delle cose che a prescindere da questa premessa, che chi ha una fede religiosa, chi crede in Dio, di qualsiasi religione esso sia, non può assolutamente far finta di niente e non negare. E allora chi ha una fede, chi nel cuore ha un sentimento molto forte e religioso, non può accettare il matrimonio tra due pari sesso, soprattutto quando questi devono adottare dei bambini. Perché Dio ha detto che la famiglia è composta da un uomo ed una donna e che questi devono procreare per popolare il mondo. Se siete d'accordo su questo, e non lo dico io, lo dice la Bibbia, non potete, non possiamo, se abbiamo una fede religiosa, essere d'accordo con questi matrimoni omosessuali, che non c'entra proprio assolutamente niente per chi ha un'idea di libertà verso l'amore, per chi ha un'idea che chiunque può innamorarsi di chiunque e chiunque può vivere la propria vita insieme a chi ama, a prescindere dal sesso. Questa libertà è una cosa, il matrimonio, la famiglia è un'altra cosa. È la fine del mondo allora perché? Perché oggi se hai un'idea così, cioè come la Bibbia, che la famiglia deve essere composta da un uomo ed una donna, questa idea la chiamano omofobia. Ma perché? E poi ci sono altri esempi. Uno su tutti, in Italia c'è il problema grande, gravissimo problema dell'immigrazione, che secondo me, la mia modesta opinione, non si tratta di immigrazione, non si tratta nemmeno di emigranti, cioè coloro che vanno in un'altra nazione che non è quella nativa perché hanno voglia di lavorare. Quelli che vengono in Italia ogni giorno saranno profughi di guerra? Ma quali profughi di guerra? Nei giorni scorsi abbiamo visto addirittura che a Lampedusa sono sbarcati alcuni presunti immigrati con il cagnolino a guinzaglio. Avete capito? Con il cagnolino. A parte poi iPad, telefonini e compagnia bella. Ma è mai possibile che uno scappa dalla guerra e si porta il cagnolino al guinzaglio, l'iPad e il telefonino? Per chi ha queste idee che queste persone devono essere assolutamente aiutate, devono entrare in Italia o in qualsiasi nazione a tutti i costi perché è povera gente, questo è l'errore, vi sbagliate. Perché è vero, bisogna aiutare il prossimo, chiunque si trova nel bisogno, anche questa è una legge biblica per chi ha una fede religiosa. Bisogna essere altruisti, amare il prossimo, fare delle opere di bene, non c'è dubbio.
e bisogna farlo a prescindere del colore, della razza e compagnia bella o del ceto sociale. Bisogna aiutare. Ma non si può aiutare un delinquente, non si può aiutare chi è un clandestino, non si può aiutare chi viene o chi va in un'altra nazione per delinquere, per fare una vita comoda oppure per approfittare delle leggi pazzesche e assurde di quel paese come quelle italiane. Dietro questo giro che sbarca a Lampedusa c'è un giro di malavitosi, c'è un giro di milioni che da anni e anni non si riesce a debellare. Perché? Perché ci mangiano tutti, anche in Italia, anche i politici italiani. E la cosa più pazzesca è che tantissimi italiani sono d'accordo, questi sono dei poveracci e povera gente che deve essere aiutata. Ma secondo voi un povero, un profugo di guerra sbarca in un'altra nazione come sbarcano questi signori con telefonina, iPad e con il cagnolino al guinzaglio? E allora la fine del mondo dov'è? Che purtroppo in questo mondo adesso, anche su questo argomento, se tu non sei d'accordo, e cioè che queste persone non dovrebbero entrare in Italia, deve entrare chi ha veramente seriamente voglia di lavorare, con documenti alla mano, essere riconoscibili, si sa chi sei, dove vai e che lavoro fai. Allora sì, benvenuti a chiunque. Ma no a questa massi di nulla facenti delinquenti che portano anche malattie senza nessun controllo da parte delle istituzioni. E allora la fine del mondo sta proprio qui, che se oggi hai un'idea diversa da quelli che dicono che questa è povera gente, vieni definito razzista. Non c'è più libertà di opinioni. Sei a favore della famiglia regolarmente come vuole la Bibbia tra un uomo e una donna? Condanni la famiglia tra pari sesso e allora si chiama omofobia. Vorresti che chi viene in Italia, di qualsiasi razza sia, ci venga in modo controllato, ci venga in modo corretto, serio e non da clandestino. Cerchi idealmente di proteggere i tuoi confini e allora sei un razzista. È veramente la fine del mondo. Pensate che c'è un disegno di legge che se viene approvato veramente è la fine del mondo assoluta, e cioè che se viene approvato questa legge tu non puoi più dire il tuo pensiero. Per esempio io adesso sto dicendo che secondo me una famiglia deve essere composta tra un uomo e una donna. Se va in porto questa legge, io e voi che la pensiamo così verremmo arrestati, perseguitati. Cioè, ma vi rendete conto? È pazzesco, è la fine del mondo veramente. E allora tutti noi, invece di fare ambaravacci ciccocò su Facebook, dovremmo seriamente preoccuparci di queste cose e lottare soprattutto per la libertà di dire quello che ci sta bene e quello che non ci sta bene. E naturalmente poi i politici dovrebbero ascoltare la libertà di opinione dei cittadini di qualsiasi nazione e poi su questo varare e fare le leggi, e non fare soltanto delle leggi che vanno a loro favore. Questa è la vera fine del mondo, specialmente in Italia, perché ci sono leggi fasulle, oppure perché ci sono leggi che non vengono applicate o leggi che non esistono per niente. Per esempio durante il Covid-19, mentre milioni e milioni di italiani non potevano fare la spesa, i politici italiani si sono preoccupati del loro vitalizio, del mantenere le pensioni d'oro e compagnia bella. E noi tutti in silenzio. Poi se vengo io, un nessuno qualsiasi, che va a dire non sono d'accordo, sotto al mio video arrivano tantissimi italiani che mi definiscono imbecille e altre parolacce che non sto qui a ricordare. Perché? Perché ho detto la mia opinione, perché non sono d'accordo.
È incredibile, questa è la fine del mondo. Mi hanno sempre detto, vuoi andare d'accordo con le persone, non esprimere mai un tuo pensiero sulla religione o sulla politica, perché riceverai soltanto insulti e parolacce. È verissimo, è troppo vero, ma io sinceramente me ne frego degli insulti e delle parolacce. Ancora oggi ho questa libertà di espressione e di pensiero e la voglio usare, la sfrutto sino all'ultimo e confermo e ripeto, io sono d'accordo che ognuno deve amare chi gli pare e piace, anche una persona dello stesso sesso. Ma la famiglia deve essere composta da un uomo e una donna. Poi penso che i confini italiani e qualsiasi altra nazione debbano essere protetti e controllati da clandestini che portano malattie, delinquenza e tanti altri svantaggi ai cittadini di questa o di quella nazione. È omofobia la mia? È razzismo il mio? Se la pensate così, anche voi siete complici di questa fine del mondo, di questa fine della libertà di espressione. Chi è d'accordo con me lo può manifestare, può dire la sua opinione, qui nei commenti sotto al video, lo può fare naturalmente anche chi la pensa diversamente da me. Ma se è possibile, esprimete pure il vostro pensiero, il vostro concetto nella massima libertà. Ma se usate gli insulti e le parolacce, non potete essere presi in considerazione con la vostra opinione, perché chi ha argomenti interessanti da proporre per farsi comprendere non ha bisogno di insultare o di essere volgare. Basta semplicemente esprimere liberamente il proprio pensiero come ho cercato di farlo io, con umiltà in questo video. Arrivederci a tutti e viva la libertà di opinione.